il nostro appuntamento con Onda Libera. Come al solito uno sguardo alla prima pagina dell'Ansa di stamani. L'apertura l'Ansa la dedica alla legge elettorale con le parole di Renzi: siamo al traguardo, oggi il voto sulle quote rosa, taglio tasse da 10 miliardi, ascoltiamo tutti, ma decideremo per famiglie e imprese. Il secondo titolo dell'agenzia Stefani ha a che fare invece con la Siria: 3 anni di guerra sulla pelle dei bambini, 80.000 bimbi con la polio, solo un parto su 4 assistito, 2 ospedali su 3 distrutti, il rapporto di Save the Children, un prezzo inaccettabile. E poi ancora in primo piano sull'Ansa di stamani, esplosione in un palazzo a Torino, trovato il bimbo disperso, è ricoverato in ospedale, ci sono in tutto 13 feriti. È stato ritrovato vivo il bambino dato per disperso dopo l'esplosione avvenuta stamani in un appartamento di Torino. Il bimbo è ferito, è stato portato in ospedale, in tutto 13 le persone portate in ospedale dopo l'esplosione, avvenuta al terzo piano di una palazzina di 6 piani di proprietà dell'Agenzia Territoriale della Casa, la TC. Anche per questo è stato informato il sindaco Fassino. Mi ha detto che sta rientrando in città, ha detto il capo dei vigili urbani di Torino, Alberto Gregnanini. In seguito all'esplosione è stata evacuata anche la palazzina a fianco, in tutto sono alcune decine le persone sfollate. Molte auto parcheggiate nei pressi dei 2 edifici sono state danneggiate, scrive l'Ansa, e sempre dal primo piano dell'Ansa, l'altro fatto tragico, molto più tragico a dire il vero, del fine settimana, orrore a Lecco, il padre delle bimbe uccise è tornato dall'Albania. Le 3 sorelline di 14, 10 e 3 anni uccise in casa a Lecco dalla madre, che poi ha tentato, anche se superficialmente, il suicidio. Lecco si è risvegliata in preda all'orrore, scrive l'Ansa, per quanto accaduto ieri quando una mamma di origine albanese, 37enne, ha ucciso a coltellate le sue 3 figliuole. Intanto è tornato a casa Bashkim Dobrushi, operaio albanese, padre delle vittime, marito della donna che ha confessato l'omicidio, la donna naturalmente. L'uomo è rientrato in Italia con un volo da Tirana ed è tornato nella tarda sera di ieri nella frazione di Chiuso, alla periferia di Lecco. Ha dormito a casa del fratello, da cui abita, in quanto è in corso di separazione dalla moglie, a poche centinaia di metri dal luogo della tragedia. I carabinieri hanno preferito non ascoltarlo subito. Verrà sentito stamani in caserma per capire quale fosse la situazione tra lui e la moglie, arrestata ieri dopo aver confessato il triplice delitto. Una tragedia che lascia senza parole. Il dovere della scuola è quello di tutelare la memoria delle piccole vittime, dice Giampiero Grasso, dirigente delle scuole dei rioni Chiuso e Maggianico di Lecco, frequentate dalle bimbe. Quando mi hanno avvisato ho sentito il mondo cadere, ha detto il preside. E infine, sempre dal primo piano dell'Ansa di stamani, omicidi a picconate, il PM chiede 20 anni per Kabobo. Il PM di Milano Isidoro Palma ha chiesto la condanna a 20 anni di reclusione per Adam Kabobo, ghanese, che l'11 maggio 2013 uccise a colpi di piccone 3 passanti a Milano Niguarda. Il pubblico ministero ha chiesto il riconoscimento della semi-infermità mentale e anche la condanna a 6 anni da passare in una casa di cura dopo l'espiazione della pena. Vedremo i commenti a questa sentenza, mentre ancora l'Ansa riprende la notizia del forte terremoto davanti alla California, ma al momento nessuna segnalazione di danni o di allerta tsunami. Questi un po' gli argomenti della prima pagina dell'agenzia ANSA, perlomeno in questo momento. Prima di parlare un po' di economia, perché ne vale la pena stamani, però c'è un'intervista che stamani non abbiamo fatto in tempo a leggere in rassegna stampa, ma che è piuttosto esplicativa intorno alla questione di Pompei, sulla quale si fa tanta retorica per i crolli e anche per per il prestigio della nazione Italia e via dicendo, molta retorica sugli scavi di Pompei, ma a raccontare qualcosa di un po' più pratico, in questo caso intervistato da Mattia Feltri per La Stampa di Torino, l'intervista compare oggi a pagina 16, è Pasquale Villari, che è stato tra le altre cose anche sottosegretario alla cultura, in un momento in cui si fecero avanti con 200 milioni di euro di offerta i francesi di EPADESA, che è una società pubblica francese che gestisce il distretto della Défense a Parigi e che è una società che si occupa di costruzioni, di pianificazione urbana, di urbanistica, che in Francia è qualcosa di serio. Volevano fare qualcosa di serio anche a Pompei, evidentemente, ma se ne andarono
in preda all'orrore per quello che avevano visto. Il senatore Villari era sottosegretario alla cultura quando la società francese EPADESA offre 200 milioni di euro per Pompei. A quel punto cosa succede? Lo racconta lo stesso senatore Villari, che divenne celebre peraltro anche per essere passato dal PD a Forza Italia, al PDL velocemente dopo la sua elezione, divenne presidente della commissione di vigilanza della RAI con i voti del centrodestra. Ad ogni modo, al di là di quello e al di là delle sue peregrinazioni politiche, diciamo così, il senatore Villari racconta qualcosa di molto interessante su Pompei. Quando arriva l'offerta di 200 milioni della francese EPADESA, a quel punto convoco tutti gli interessati per fare il punto della situazione, racconta oggi Villari alla Stampa. Vennero i francesi di EPADESA con l'UNESCO, la sovrintendenza di Pompei, il sindaco, la Camera di Commercio di Napoli, l'Unione Industriali e poi c'era la presidenza della Campania, i dirigenti del ministero, insomma una quantità di persone e di istituzioni e di enti. Volevo capirne di più, capii soltanto che c'erano resistenze incredibili. Bisogna fare una premessa, dice il senatore Villari. A Pompei manca tutto tranne il denaro pubblico naturalmente, ma non è mai speso bene e non è mai speso in modo chiaro. Del consorzio EPADESA interessavano non soltanto i 200 milioni che i francesi dicevano di voler portare, che è una gran cifra, ma interessavano anche le competenze delle loro aziende. Ma non c'era la volontà di farli entrare a Pompei, perché l'EPADESA, mettendo a disposizione tutto quel denaro, voleva capire cosa succedeva dentro e fuori dagli scavi, e soprattutto fuori. Dice il senatore Villari, le racconto un episodio. Una mattina vengo informato casualmente che c'è stato un piccolo crollo. Siccome ero a Napoli, vado a Pompei e lì assisto a una scena incredibile. Il procuratore della Repubblica del Tribunale di Torre Annunziata, Diego Marmo, stava rimproverando con una certa veemenza il direttore agli scavi perché regolarmente a ogni crollo la procura veniva avvisata per ultima, anche all'indomani, eppure dentro agli scavi c'è un presidio dei carabinieri. Perché succedeva questo? Perché si doveva modificare, diciamo così, la scena del delitto. I crolli erano colposi? Non ho gli elementi per dirlo, ma il sospetto viene. Penso che lo avesse anche il procuratore Marmo. Certe volte le ditte arrivavano prima dei magistrati. Attorno agli scavi la camorra e di certo i francesi furono terrorizzati anche dalla nostra paralizzante burocrazia, dalle guerre di casta dentro al ministero. Quanto alla camorra, dice Villari, voglio dire che gli scavi sono in una zona ad alta densità malavitosa e non penso che arrivata a Pompei la malavita si fermi sui marciapiedi. Là le famiglie camorriste ci sono e sono attive. I francesi volevano coordinare le gare d'appalto, impedire i subappalti e volevano presidi della polizia sui cantieri. Li capisco, dice il senatore Villari. Il problema è che gli interventi su Pompei sono disciplinati dal Consiglio Superiore dei Beni Culturali, allora presieduto da Andrea Carandini, mentre il segretario generale Cecchi rivendicava alle sovrintendenze. Davanti a un garbuglio di questo genere fuggirebbe chiunque. E non è soltanto la camorra come tutti la intendiamo, ma anche la camorra di un sistema vischioso, chiuso, corrotto, in cui girano molti denari, posizioni di potere, un sistema che si nutre di Pompei e tenuto insieme dalla tacita intesa per cui dentro non ci deve entrare nessuno, che è il discorso appunto dell'essenza della mentalità e della prassi mafiosa. Una follia, e tutto, ripeto, parte da un ministero castale come quello della cultura, dice oggi intervistato dalla Stampa il senatore Riccardo Villari, già sottosegretario allo stesso Ministero della Cultura. Poi qualcuno dice che i fondi per Pompei non sono stati utilizzati. In queste condizioni è una benedizione che i fondi per Pompei non vengano utilizzati. A proposito però di fondi pubblici e di economia, una piccola parentesi la apriamo adesso anche su alcuni provvedimenti, se ne parla sui quotidiani di oggi, ma il tutto inquadrato in un'ottica più generale dall'intervista di Paolo Bracalini sul Giornale di oggi a Emiliano Brancaccio, economista dell'Università del Sannio, già collaboratore del quotidiano comunista Il Manifesto e tra le altre cose anche per un certo periodo allievo dell'attuale ministro dell'economia
Piercarlo Padoan. Piercarlo Padoan, che è fondamentalmente un uomo garante dell'ortodossia economico-finanziaria, oltre che molto vicino a Massimo D'Alema. È curioso, dice l'economista Brancaccio, oggi intervistato dal Giornale, si pensa che cambiando le facce cambino le politiche economiche, e invece Padoan è in linea con Saccomanni e Monti. Non credo affatto che sia l'uomo da cui aspettarsi un cambiamento delle politiche recessive imposte dall'Europa, dice il professor Brancaccio, intervistato oggi dal Giornale. Padoan era uno dei nostri docenti al Collegio Carlo Alberto di Torino e insegnava, non a caso, economia dell'Unione Europea. Padoan euroentusiasta? Non userei quell'aggettivo, perché la personalità di Padoan mi è sempre sembrata poco avvezza all'entusiasmo, ma certo era assolutamente persuaso che l'euro fosse la strada giusta, un fatto definitivo, e che i dubbi sulla futura tenuta dell'Eurozona fossero privi di fondamento. Una previsione non azzeccatissima, era il 99, ma molti autorevoli economisti, dal nostro Augusto Graziani a premi Nobel come Krugman, già allora, ricorda il professor Brancaccio, esprimevano dubbi sulla tenuta della zona euro. Io chiesi al professor Padoan cosa pensasse di quegli studi, che già allora criticavano l'idea che gli squilibri tra i Paesi membri dell'Unione Europea potessero essere risolti a colpi di austerità. Padoan non rispose, scrollò le spalle e sorrise con una certa sufficienza, come a dire: sciocchezze quelle di chi critica l'euro. Evidentemente per lui non valeva la pena neanche di ribattere, di argomentare. E non mi pare che abbia cambiato idea, dice ancora, intervistato dal Giornale, l'economista Emiliano Brancaccio. Non mi pare che abbia cambiato idea recentemente il professor Padoan. In una recente intervista al Wall Street Journal, l'attuale ministro dell'economia, Padoan, ha detto che le critiche all'austerità nascono soltanto da un problema di comunicazione, visto che, secondo lui, quelle politiche stanno ottenendo risultati, e ha aggiunto: il risanamento fiscale è efficace, anzi, il dolore è efficace. Il dolore è efficace rischia di essere una delle frasi per le quali il ministro Padoan andrà ricordato. Quindi, un altro ministro dell'austerità, non c'è alcun dubbio, dice l'economista Emiliano Brancaccio, intervistato dal Giornale. Anche quando era all'OCSE, Padoan ha sempre sottovalutato gli effetti recessivi del rigore, cioè il fatto che l'eccessiva austerità e il rigore provochino recessione economica. L'OCSE di Padoan, ancora nel 2012, si aspettava per l'Italia nel 2013 una riduzione del PIL dello 0,4%, e invece sappiamo che è stata del meno 2%. Forse Padoan crede ancora troppo alle previsioni della sua istituzione di provenienza. Adesso Padoan dice che la priorità è la crescita. Molto curioso, osserva il professor Brancaccio. A me pare che l'abbia già messo in soffitta, l'idea di Renzi di sforare il tetto del 3% del rapporto deficit-PIL. In linea con le istituzioni europee, Padoan ha già detto che non c'è spazio per rivedere i vincoli dell'Europa. Lui si aspetta di rilanciare l'economia con il taglio del cuneo fiscale, che si rivelerà inefficace, anche perché fatto all'interno dei vincoli di bilancio imposti dall'Unione Europea. Temo che sia un'altra illusione. Dunque, ancora austerity anche col giovane Renzi. Gli auspici renziani di poter ottenere qualcosa nel semestre europeo, nella migliore delle ipotesi, osserva Brancaccio, si tradurranno in concessioni irrisorie rispetto a quanto servirebbe per invertire il trend recessivo, dopo una caduta di 9 punti di prodotto interno lordo in 5 anni. Insomma, Renzi verrà, nel migliore dei casi, bloccato dall'euroburocrazia, di cui è espressione il ministro dell'economia Padoan. Non esiste l'uomo della provvidenza, conclude Brancaccio. Abbiamo già visto 2 premier definiti autorevoli, capaci di imporsi in Europa, e hanno fallito. Ora c'è il terzo, con un Padoan chiaramente ostile a una svolta. Il vero problema sono i rapporti di forza nell'Unione Europea. In Germania c'è un'ostilità profonda verso il cambiamento, perché ai tedeschi va bene un'eurozona fatta così. Per riaprire la contesa bisognerebbe mettere in chiaro che la Germania sta mettendo a rischio la sopravvivenza dell'euro e del mercato unico europeo. Un rischio noto, ma non sono argomenti che un ministro come Padoan potrebbe mai esplicitare, dice Brancaccio.
L'olio più buono non si scorda mai.
Bene, era Walter Valdi, grazie a uno scambio di mail, cara amica, che questo fine settimana ho potuto recuperare questa canzone che ho mandato tanto tempo fa che ha a che fare con la creatività molto spesso sarcastica di Walter Valdi, che ha scritto tante altre canzoni, alcune cantate anche poi da Iannacci, nato a Cavenago di Brianza nel 30, morto a Milano nel 2003, artista, cantautore e attore, autore di pièce teatrali e musicali anche in dialetto milanese. E questa canzone ironizza anche appunto già negli anni 70 sulla eccezionalità di trovare un milanese a Milano. Ma tornando invece alle questioni economiche, ne abbiamo discusso già in qualche puntata scorsa di Onda Libera. La sintesi molto semplice è che il governo Renzi prometterà pure riduzioni del carico fiscale, tutti a guardare al mercoledì come se fosse il mercoledì da Leoni, giusto appunto, chissà cosa succederà mercoledì col Consiglio dei Ministri. Intanto però un atto pratico al quale il nuovo governo quantomeno non si è opposto, anzi è andato tranquillamente a segno, l'aumento delle tasse sulla casa, perché si è parlato molto sul finire d'anno, visto che c'erano anche le scadenze da pagare, dell'IMU, della tassa sulla casa. Adesso non si chiama più così, si chiamerà IUC e la sua componente principale sarà la TASI, o comunque una delle componenti principali, la tassa sui servizi, e in ogni caso complessivamente pagheremo di più. Sulla stampa di oggi, il Tutto Soldi, l'inserto economico-finanziario, a pagina 19, c'è una tabellina, uno specchietto, diciamo così, che poi in realtà può avere un valore soltanto medio, perché ciascuno deve fare i conti con la propria situazione, ma la sintesi netta è che pagheremo di più. Casa e affitto, il rebus delle tasse, si complica con la nuova Tasi. La palla passa ai comuni, che decideranno su aliquote finali, sconti e scadenze. Il tutto però è stato gestito rigorosamente da Roma, dallo Stato centrale. E la nuova tassa, in estrema sintesi, sarà più onerosa per chi possiede una casa, ma anche per chi è in affitto. Si calcola come l'IMU, scrive oggi il Tutto Soldi della Stampa con Sandra Riccio, si calcola come l'IMU ed è dovuta anche sulle abitazioni principali, ma guai a chiamarla IMU. È la nuova Tasi, la tassa sui servizi indivisibili, con cui quest'anno dovremo fare i conti per la prima volta. E proprio come fu per l'IMU, anche questa nuova imposta che paghiamo per servizi come il verde pubblico o l'illuminazione delle strade promette di diventare un grande rompicapo. A complicare le cose saranno le variabili dei comuni chiamati a decidere sia sulle aliquote finali, sia sugli sconti eventuali e anche sulle scadenze dei pagamenti. Una girandola di indicazioni da recuperare di volta in volta, che rischia di trasformare in caos la nuova chiamata alla cassa per pagare la nuova tassa sulla casa, alla quale il governo Renzi come minimo non si è opposto. Anzi, non ne ha parlato per niente. Qualche differenza rispetto alla vecchia tassa sulla casa c'è. La Tasi colpisce infatti non solo il proprietario, ma anche chi è in affitto. A pagare saranno chiamati anche gli inquilini, con quote stabilite dai comuni fino al 30%. Il proprietario avrà la sensazione che la Tasi sarà forse un po' più leggera, ma solo perché una parte della tassazione ricadrà sull'inquilino, che dovrà aggiungere anche questa spesa ai costi dell'affitto mensile. Gli effetti rischiano di arrivare al mercato immobiliare, al mercato degli immobili. Uno spiraglio in questo settore è atteso dal pacchetto casa in arrivo in settimana, un'altra delle promesse del premier Renzi. La nuova tassa sui servizi indivisibili, Tasi, ha la stessa base imponibile della vecchia IMU. In poche parole, quindi, per calcolarla si parte dalla rendita catastale, si rivaluta la rendita del 5%, si moltiplica il risultato per il coefficiente che varia in base al tipo di immobile. Per le abitazioni è 160. Su questo valore catastale si applica l'aliquota comunale con eventuali detrazioni, sempre su base locale. Resta confermata la possibilità per i sindaci di aumentare nel 2014, cioè quest'anno, dello 0,8 per mille, le aliquote della Tasi sulla prima casa, sulle seconde case e sugli altri immobili, o pro quota sulle diverse categorie di beni. Quindi l'aliquota sulla prima casa potrà salire dal 2,5 al 3,3 per mille
Il prelievo sulle altre abitazioni, somma di IMU e Tasi, potrà salire dal 10,6 all'11,4 per mille. L'imposizione, lamenta Angelo De Nicola, vicepresidente nazionale dell'Unione dei Piccoli Proprietari, Luppi, l'imposizione fiscale sulla casa è diventata insostenibile, soprattutto per le seconde. Per i piccoli proprietari queste tasse vai e vieni significano un quadro di incertezza che ormai pesa su tutto il comparto immobiliare, che faticherà a vedere una ripresa. E poi attenzione, seconde case non vuol dire le case di chi è facoltoso o ricco. Seconde case possono essere la casa o un pezzo di casa ereditata dal papà, dal nonno, o acquisita in linea ereditaria semplicemente, magari anche una casa non abitabile da ristrutturare, che non è per niente fonte di reddito. Sono tanti i casi di questo genere e non sono indicative le seconde case soltanto di persone che hanno soldi da spendere per investire nella seconda casa come fonte di diversificazione dei propri risparmi. Quindi stiamo parlando anche di seconde case che sono considerate come tali semplicemente essendo locali, o un piano sopra o un piano sotto, oppure catapecchie o giù di lì, ereditate per linea ereditaria, giusto appunto, in famiglia. Comunque le ripercussioni sul mercato immobiliare saranno negative, sostiene anche il presidente di Confedilizia Corrado Sforza Pogliani, non solo per la pesantezza in sé della nuova Tasi. A pesare sarà anche la consapevolezza che ogni volta che c'è da fare cassa si va a battere sul mattone. In più, il segnale che arriva è che si tratti di un'IMU vera e propria anziché di una tassa sui servizi, perché in teoria questa componente, la Tasi, dovrebbe andare a finanziare i servizi offerti dai comuni e cosiddetti indivisibili, cioè appunto l'illuminazione delle strade, il verde pubblico, per fare due esempi. In più, appunto, il segnale è che questa tassa sarà una tassa come l'IMU, senza finalizzazione ai servizi. Lo dimostra il fatto che pagano la Tasi anche le aree fabbricabili, che evidentemente non godono dei servizi indivisibili. Gli effetti della raffica di tassazioni sul mercato immobiliare, soprattutto quello delle cosiddette seconde case, sono pesanti. Fino a 10 anni fa il 15% degli immobili era destinato all'investimento. Oggi siamo sotto al 5% e spesso gli acquisti sono limitati alle grandi città e in zone vicine alle università dove si sa che c'è una certa domanda. Qualche spiraglio è atteso, dicevamo, dalle misure che saranno varate in settimana, come il possibile abbassamento della cedolare secca al 10%. Per quanto concerne il capitolo detrazioni, le detrazioni Tasi 2014 sono scelte dal singolo comune e potranno, per esempio, riguardare la casa principale, la prima casa, oppure i figli a carico che hanno meno di 26 anni, un po' come era previsto con le detrazioni IMU. Si tratterà quindi di restare aggiornati su quelle che saranno le decisioni di ciascun sindaco in materia di sconti Tasi. La fonte diretta del beneficio fiscale non è la legge, ma il regolamento comunale, cosa che vale anche per la Tari, che è l'altra componente dello IUC, la nuova tassa sugli immobili, e della tariffa sui rifiuti, la Tari. Non pagheranno la Tasi gli immobili della Chiesa concordatari, i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e quelli rientranti nelle categorie catastali da E1 a E9, cioè quelli destinati a usi culturali appartenenti a stati esteri, organizzazioni internazionali, e gli immobili posseduti da Stato, regioni, province, comuni, comunità montane e enti del Servizio Sanitario Nazionale destinati esclusivamente a compiti istituzionali. Gli enti non commerciali invece pagheranno il tributo sui servizi, ma soltanto sulla parte del bene in cui viene svolta l'attività commerciale, come già accade per l'IMU. Questo vale per Chiesa, no profit e sindacati. Attenzione però, anche qui consiglia La Stampa, il tutto soldi, a eventuali esenzioni che potranno essere decise dai comuni e disciplinate dai regolamenti comunali. È il caso, per esempio, di chi vive all'estero ed è iscritto all'AIRE, il registro dei residenti all'estero. Per pagare e soprattutto per capire quanto si pagherà c'è ancora tempo. Non sono ancora state diffuse le date ufficiali entro cui pagare il nuovo tributo. I sindaci hanno la facoltà di fissare le scadenze di pagamento della Tasi, quindi bisognerà restare informati sui termini decisi da ogni singolo comune. Quel che già si sa è che da parte dei comuni dovranno esserci almeno 2 rate a scadenza semestrale. Vale anche per la Tari, la tassa sui rifiuti, e non è detto che le scadenze per le 2 imposte coincidano. È prevista però anche la possibilità di pagare tutto in un'unica volta entro il 16 giugno.
Stessa scadenza per chi paga l'IMU per la prima rata, a patto che per quella data si conoscano già le aliquote decise dai singoli comuni, e questo vale sia per la Tasi sia per la Tari. Per quanto riguarda il come andrà fatto il pagamento della Tasi, questa operazione si potrà effettuare usando il modulo F24, pagabile anche in banca o via home banking, e il bollettino di conto, oppure il bollettino di conto corrente postale, come si faceva già con l'IMU. La sintesi netta è che si pagherà di più. Rimanendo al soldo pubblico e a un'altra questione, come pagare i debiti dello Stato alle imprese, adesso voglio semplicemente proporvi qualche passaggio della lunga, peraltro, intervista al presidente della Cassa Depositi e Prestiti, Franco Bassanini, che compare oggi in primo piano su Repubblica Affari e Finanza. Per quanto concerne la cifra totale, l'unica valutazione è quella fatta dalla Banca d'Italia, che un anno fa stimava in 90 miliardi, ma è sempre una stima, il totale dei debiti delle pubbliche amministrazioni a fine 2012. Dice Bassanini all'inizio di questa chiacchierata con Repubblica Affari e Finanza. Perché ha interpellato Bassanini? Perché la Cassa Depositi e Prestiti, che Bassanini presiede, è chiamata a garantire tutta l'operazione di rimborso dei crediti che le imprese hanno nei confronti dello Stato. Quindi parliamo di 90 miliardi, che è la stima fatta da Banca Italia relativa a fine 2012. A quella cifra vanno aggiunti gli ulteriori debiti accumulati nel 2013 e vanno sottratti 24 miliardi già pagati nel 2013 e nei primi 2 mesi di quest'anno. Si può ipotizzare dunque che siamo intorno agli 80 miliardi e oltre. Dove si possono trovare questi soldi senza superare il limite del 3% imposto da Maastricht al deficit pubblico italiano? Dobbiamo distinguere innanzitutto, dice il presidente della Cassa Depositi e Prestiti, dobbiamo distinguere i debiti relativi a operazioni in conto capitale e quelli di parte corrente. Non sappiamo esattamente quanti siano i debiti in conto capitale e quanti siano invece le operazioni di parte corrente. Si presume che quelli in conto capitale siano il 20%, l'80% invece quelle di parte corrente. Perché è importante questa distinzione? Perché le operazioni in conto capitale sono contabilizzate per cassa e dunque solo quando vengono pagati, sia dall'Europa che dal Patto di Stabilità Interno. Le partite correnti sono invece contabilizzate dal Patto di Stabilità Interno per cassa e dall'Europa per competenza, il che vuol dire che l'Europa considera l'uscita nel momento in cui si ordina la spesa e non nel momento in cui la si paga. I debiti relativi alle partite correnti degli anni passati, già contabilizzati come debiti dall'Europa, rientrano nel tetto del 3% del deficit di quegli anni e non dell'anno in cui verranno pagati. Mentre il pagamento dei debiti per operazioni in conto capitale incide sul deficit dell'anno in cui viene effettuato. Quindi i debiti in conto capitale che saranno pagati nel 2014, quest'anno, incideranno sul deficit di quest'anno, mentre il pagamento dei debiti di parte corrente degli anni passati non inciderà sul deficit del 2014, ma solo sull'ammontare del debito. Questo per quanto riguarda i parametri europei. Cioè, se paghiamo debiti di parte corrente quest'anno, ma relativi agli anni passati, creiamo soltanto un po' di debito pubblico totale in più, ma non incidiamo sul deficit, cioè sulla differenza fra entrate e uscite, su base di quest'anno. Questa è la distinzione di partenza. Si possono pagare i debiti in conto capitale solo se si trovano i soldi nel bilancio pubblico senza sforare il 3%, ma il grosso, quell'80% di debiti di parte corrente, quei 60, 70 o forse più miliardi di euro che si vuole immediatamente saldare, dove si trovano? Si trovano nelle banche, risponde Bassanini. La proposta presentata da Bassanini insieme all'economista Marcello Messori prevede 3 cose, spiega lo stesso Bassanini. Prevede che i debiti commerciali vengano tutti certificati dalle amministrazioni debitrici, cioè dalle pubbliche amministrazioni, che vengano garantiti dallo Stato, che siano cedibili dai creditori alle banche, conservando la garanzia dello Stato soltanto se lo sconto applicato è inferiore al 2%. Le banche, veniamo al punto che ci aveva fatto sorgere anche a noi delle domande, le banche che interesse hanno a comprare crediti che non si sa quando saranno saldati e con uno sconto così basso, cioè uno sconto inferiore al 2%.
hanno molto interesse a sentire i banchieri, risponde Bassanini. Per la verità, proprio oggi sul Sole 24 Ore c'è un articolo dedicato ai crediti certificati, quindi già certificati dalla pubblica amministrazione, i crediti delle imprese nei confronti dello Stato. Pur certificati, alle banche non interessano, cioè le banche non se li comprano. Con la proposta Bassanini, Cassa Depositi e Prestiti, invece miracolosamente le banche dovrebbero essere interessate. Quel che uno si domanda, che differenza c'è allora fra il fatto che adesso le banche, anche in presenza di garanzia dello Stato, cioè crediti certificati, questi crediti non li comprano dalle imprese, cioè le imprese devono avere un tot, le pubbliche amministrazioni certificano e danno la garanzia statale, ma le banche oggi questi crediti non se li comprano. Perché mai dovrebbero comprarseli dalle imprese con la proposta Cassa Depositi e Prestiti? Cosa c'è di diverso? Evidentemente le banche sono state invogliate a fare questa operazione. In che modo? Come risponde Bassanini? Le banche hanno molto interesse, ad oggi non c'è. Innanzitutto perché quel credito con la garanzia che lo accompagna non consuma patrimonio di vigilanza delle banche e poi perché possono darlo come collaterale alla Banca Centrale Europea per ottenere liquidità, perché adesso non possono. In ogni caso, perché oggi non comprano questi crediti le banche? Cosa c'è di differenza? Vediamo se riusciamo a capirla una buona volta. Ma c'è di più. Tutte o quasi le imprese creditrici della pubblica amministrazione si sono indebitate con le banche per pagare dipendenti e fornitori e non pochi di quei debiti si trovano tra quelli in sofferenza. In pratica, dice Bassanini, le banche potranno sostituire questi crediti, comunque rischiosi o addirittura incagliati, con crediti garantiti dallo Stato, migliorando la qualità del loro portafoglio e la loro possibilità di immettere denaro nell'economia. Però io continuo a non capire che differenza c'è rispetto a dei crediti che già attualmente sono certificati dallo Stato, quindi c'è già la garanzia di Stato. Allora perché le banche non se li comprano? Qual è la caramella, diciamo, molto succosa evidentemente che è contenuta in questa proposta per far sì che le banche si comprino i crediti che attualmente non si comprano anche se sono già garantiti, cioè certificati dallo Stato? Perché c'è qualcosa che sfugge. Quindi dove sta il vantaggio in questa proposta? Ancora non si riesce a capire, neanche dalle spiegazioni dello stesso Bassanini. Il vantaggio per l'economia sarebbe notevole, le imprese vengono finalmente pagate, possono a loro volta ridurre i loro debiti e questo è successivo, però qui non si capisce quale è il succo della proposta, cioè per quale motivo le banche dovrebbero essere invogliate, cosa che non fanno adesso, a comprarsi i crediti delle imprese, anche se già oggi sono certificati questi crediti, cioè c'è il bollino della pubblica amministrazione, la garanzia statale. Allora è evidente che secondo me c'è qualcosa che non è detto fino in fondo. Dove sta il vantaggio per gli istituti? Forse è il risparmio postale della Cassa Depositi e Prestiti, cioè il risparmio che i cittadini hanno messo in posta a essere appetitoso per le banche, a essere stato promesso alle banche, tra virgolette. Questo non lo sappiamo ancora, o perlomeno questa cosa non è stata ancora spiegata, perché allora se no si dovrebbe spiegare per quale motivo appunto le banche oggi non comprano questi crediti già in presenza di garanzia dello Stato e con l'intervento della Cassa Depositi e Prestiti invece farebbero la fila per comprarli. Evidentemente c'è qualche vantaggio per le banche che ancora non è stato spiegato.
Era sempre Walter Valdi, naturalmente. Stamattina andiamo su Walter Valdi, così almeno ci rallegriamo un po'. Mentre a proposito di economia, sulla stampa di oggi, nel dorso di Economia e Finanza, c'è un racconto di una vicenda della quale si sono occupati in pochi, a dire il vero, l'inchiesta sui leasing Telecom Italia. Secondo i pubblici ministeri della Procura di Torino, l'ipotesi è quella di usura nei prestiti a imprese in crisi, che sono finiti nel mirino della Procura del capoluogo piemontese. Tra le questioni da appurare anche l'esercizio abusivo di attività bancaria, che è uno tra i reati all'esame della Procura. La Procura di Torino ipotizza i reati di usura e esercizio abusivo dell'attività bancaria per la vicenda dei leasing di Telecom Italia. L'inchiesta, coordinata dal PM Cesare Parodi, ha preso inizio nei mesi scorsi da una serie di fallimenti di aziende clienti di Telecom Italia. L'inchiesta, o meglio la serie di fallimenti di aziende clienti di Telecom, ha fatto emergere un sistema per far arrivare denaro ad aziende in difficoltà a fronte di acquisti fittizi di materiale informatico o tecnologico effettuato tramite la stessa Telecom, che in questa ipotesi accusatoria si configurerebbe come una banca, diciamo così, furbesca, con un fittizio acquisto di materiale informatico o tecnologico, in realtà prestava soldi ad aziende in crisi. La scorsa settimana è stata effettuata dalla Procura di Torino l'acquisizione dei documenti su questo caso presso la sede Telecom di Roma, e sarebbero stati sentiti anche alcuni manager, anche se al momento nel registro degli indagati non figurano manager o dipendenti del gruppo Telecom Italia. Il sistema dei falsi leasing, secondo quanto ricostruito peraltro dalla stampa nel dicembre scorso sulla base di una serie di documenti dell'audit interno di Telecom Italia, sarebbe costato alle casse del gruppo circa 120 milioni di euro nel periodo tra 2007 e 2011. Il sistema, diffuso quantomeno in tutto il centro-nord, era strutturato tramite una triangolazione che prevedeva la vendita da parte di Telecom di materiale informatico acquisito da una rete di propri fornitori. Il materiale veniva poi fittiziamente girato ai clienti che lo acquistavano tramite un contratto di leasing. A concedere il leasing era Teleleasing, società partecipata all'80% da Mediobanca e al 20% da Telecom Italia, società messa in liquidazione nei primi mesi del 2012 nonostante i bilanci inutili. Il contratto fra Telecom e Teleleasing prevedeva però che in caso di insolvenza dei clienti a garantire sarebbe stata la stessa Telecom. Questo per quanto riguarda ciò che era già stato verificato dall'audit, cioè dai meccanismi di controllo interni di Telecom Italia. Le risultanze dell'audit hanno fatto emergere che i soldi arrivati da Telecom sono stati usati, per esempio, per acquistare materiale come la cucina di un grande albergo, o ancora sono state solo formalmente vendute apparecchiature satellitari per la gestione di una flotta aziendale di 1500 auto a un'azienda con appena 9 dipendenti. In qualche caso i finanziamenti sono stati concessi anche ad aziende già in dissesto. In seguito all'esame dell'audit erano stati licenziati una serie di dipendenti della rete commerciale dell'area nord-ovest di Telecom Italia, alcuni peraltro reintegrati dal giudice del lavoro. Ma qualcosa deve essersi inceppato anche ai piani alti di Telecom Italia, che nella vicenda, come al solito verrebbe da dire, si è dichiarata parte lesa, dato che, secondo le procedure interne previste all'epoca dei fatti, era prevista un'autorizzazione della direzione generale per i contratti superiori a 500.000 euro. Volete scommettere che alla fine pagherà nessuno, come al solito? Del resto, con i soldi del canone e col fatto di essere ancora sostanzialmente monopolista sulle reti, perlomeno sulle reti fisse telefoniche di sicuro, con tanti soldini freschi che entrano ogni benedetto mese si può fare anche la banca ombra, diciamo così, con i falsi contratti di leasing. Dai fallimenti delle imprese coinvolte nel sistema dei leasing sono scaturite una serie di inchieste penali, per la verità in varie procure d'Italia. L'ipotesi di usura formulata dalla Procura di Torino si baserebbe sulla verifica di tassi di interesse anche doppi rispetto alla soglia usuraria
applicati in almeno uno dei casi all'esame degli inquirenti torinesi. Prestiti a imprese in crisi e falsi contratti di leasing. Così Telecom sostanzialmente esercitava abusivamente l'attività bancaria, oltre ai reati di usura. Chi ci ha guadagnato, chi ci ha perso, quanti maneggi sono stati fatti con queste operazioni, lo verificherà, si spera, la Procura di Torino. Ma volete scommettere che alla fine qua paga nessuno? A proposito di soldi, sempre pubblici, perché in definitiva anche le entrate da canone e da concessione sono soldi pubblici, con una bella schiera di clienti fissi e obbligatori, cioè i cittadini, a milioni. A proposito di soldi pubblici, dicevamo, oggi il Fatto Quotidiano si occupa di coloro che hanno lasciato il Movimento 5 Stelle. Il nuovo gruppo dei parlamentari uscenti vale circa 1 milione di euro, anzi quasi 1.100.000 euro, è l'assegno virtuale, che sono i soldi da versare sul conto corrente che verrebbe aperto al Senato dal nuovo gruppo formato dagli ex appartenenti al Movimento 5 Stelle. Se tutti e 13 i fuoriusciti del Movimento 5 Stelle aderissero, la cifra totale sarebbe questa. Il contributo ai gruppi parlamentari è un'altra grande fetta del finanziamento pubblico ai partiti e non è mai stata sfiorata da alcun serio proposito di riforma. Forse già questa settimana si saprà se ci sono i numeri per far nascere il gruppo. Al Senato bastano 10 persone per fare un gruppo. A Palazzo Madama, tra vecchi e nuovi espulsi, fuoriuscite e future delazioni, le condizioni ci sarebbero e anche le intenzioni, almeno stando alle dichiarazioni degli ultimi giorni. La soglia minima, appunto, è quella di 10 senatori. Finora veleni e allusioni si sono concentrati sui soldi ai singoli. Molti dei fedelissimi di Grillo hanno spiegato le critiche dei senatori dimissionari con la volontà di non restituire i soldi della diaria e i rimborsi. Ma il capitolo più ricco è rimasto fuori dalle polemiche e funziona così, sulla base del regolamento del Senato, anno per anno. Ogni raggruppamento riceve una quota fissa di 300.000 euro, alla quale vanno aggiunti 59.200 euro per ogni senatore a titolo di rimborso spese per il gruppo di appartenenza. Formalmente dovrebbero servire alle funzioni di studio, editoria, comunicazione connesse all'attività politica dei gruppi, cioè a pagare dipendenti, consulenti, addetti stampa e collaboratori. I soldi vengono versati i primi giorni di ogni trimestre. Se nel frattempo un parlamentare esce, la sua somma viene decurtata nella rata successiva. I dati sono relativi al 2013, ma sarà così anche quest'anno. A partire da questa legislatura non esiste più la ripartizione per destinazione di spesa, in pratica i soldi non sono vincolati e ogni gruppo li gestisce autonomamente. Alla Camera cifre simili. Il nuovo gruppo dei fuoriusciti da Beppe Grillo vale circa 1 milione di euro. E a questo punto diamo anche conto di un paio di lettere che sono state pubblicate stamani dal quotidiano genovese Il Sole, il Secolo XIX, chiedo scusa, perché una riguarda i propositi, questa è la settimana del mercoledì da Leoni, quella in cui il Consiglio dei Ministri farà fuoco e fiamme, secondo le promesse del Premier, ma scrive un lettore genovese del Secolo XIX, se il buongiorno si vede dal mattino, con Renzi stiamo freschi. Il nuovo governo appena insediatosi, dopo tanti proclami di risolvere il problema della disoccupazione sempre più alta e di abbassare le tasse, cosa fa? Aumenta le accise fra i carburanti e aumenta per l'ennesima volta la tassa sulla casa, ciò di cui abbiamo parlato prima, la Tasi. Non ci vuole molto a capire che Matteo Renzi, con le sue nuove idee, tra virgolette, sta facendo le stesse cose dei predecessori Monti e Letta. Con loro ha un'altra cosa in comune: tutti e tre sono diventati presidenti del Consiglio senza essere stati eletti dal popolo. Vorrei solo capire, scrive il lettore genovese, cosa possa pensare di risolvere Renzi, come possa pensare di risolvere i 1000 problemi del nostro paese imponendoci nuove tasse. Non sarà che è lì per completare l'agenda Monti ordinata da Bruxelles? Se sarà così, la vedo senza via d'uscita per la sempre più povera Italia. A questo punto mi chiedo, ma perché non ci permettono di andare a votare? Almeno se le cose andranno male, la colpa sarà solo delle nostre scelte. E a proposito di comuni e di soldi, di comuni in bancarotta in questo caso, c'è un'altra lettrice del quotidiano genovese che proprio di questo scrive:
si parte da Roma, perché anche quello è stato un bel esordio, il decreto Salva Roma, comunque firmato dal governo Renzi, perché al di là delle chiacchiere in TV o altrove, poi sono i fatti che contano. Un fatto è che la Tasi non è stata modificata di una virgola e quindi si pagherà per la casa quest'anno più di quanto si è pagato con Monti e Letta. Punto. Poi uno può dire tutto quello che vuole, andare in televisione in tutte le trasmissioni, però il fatto certo è che sulla casa si pagherà di più. Punto e basta. Per quanto riguarda i proclami e le promesse, si vedrà. Per quanto riguarda un altro fatto certo è sicuramente quello per cui alla fin fine si è fatto il decreto Salva Roma. Si parte da Roma, poi seguirà Napoli, scrive la lettrice, la signora Emma, e chissà quale altro comune che sarà in condizioni tali da essere dichiarato fallito. Gli amministratori in questione se ne vanno e lasciano la grana a chi arriva. Nel frattempo viene trovato loro un nuovo incarico, meno in vista ma ugualmente ben pagato. Chi fa questo in una società privata rischia il reato di bancarotta. Nel pubblico non rischia nulla, perché il reato si configura solo in seguito alla dichiarazione di fallimento e nessun comune arriva mai a quel punto. Quando deve intervenire la collettività, cioè i contribuenti, per scongiurare il fallimento con decreti emergenziali, allora la bancarotta esiste e come. Dovrebbero esistere anche le sanzioni che normalmente si applicano a chi fallisce nel mondo imprenditoriale, cioè comuni in bancarotta paghino i responsabili, che era un altro dei punti contenuti nella famosa riforma della devolution 2001-2006, poi bocciata complessivamente a livello Italia dal referendum. Sulla Tasi interviene un altro lettore perché sembra che il popolo sia solo ed esclusivamente bue, ma insomma qualcuno gli occhi ce l'ha e guarda anche qualcosa, come ad esempio quest'altro lettore del quotidiano genovese, poi bisogna vedere quali lettere scelgono i quotidiani di pubblicare ovviamente, però ancora sulla Tasi c'è un'altra lettera stamani sul secolo XIX e riguarda lo sconto ingiusto fatto alla Chiesa Cattolica. I porporati in borghese che hanno recentemente celebrato la ricorrenza dei patti lateranensi cofirmati da Mussolini e dal segretario di Stato Gasparri nel 1929, possono rallegrarsi di avere un altro motivo per festeggiare. Il cosiddetto decreto Salva Roma determinerebbe che tra gli edifici esentati dal pagamento della Tasi, la tassa sui servizi come illuminazione verde, manutenzione stradale dei comuni, ci siano i luoghi di culto e gli immobili di proprietà del Vaticano. Non pagheranno la Tasi. Questo proprio grazie a un'interpretazione azzardata di quei patti e della loro ratifica nell'84. Ci vorrebbero i radicali di un tempo, scrive il lettore, anche se ultimamente ci vanno un po' troppo leggeri sul tema della laicità dello Stato. Va bene che sotto il cupolone si crede di poter camminare a un palmo da terra, o che l'illuminazione arrivi direttamente dal cielo o da emanazioni dell'anima, ma noi comuni mortali pensiamo che non sia esattamente così e per questo nostro ingenuo pensiero siamo obbligati a pagare Tasi, Tari, IMU e tutti quegli altri balzelli dedicati esclusivamente a chi non ha santi in paradiso, scrive il lettore del quotidiano Il Secolo XIX di Genova.
Tervaldi, la banda dell'Ortiga, il palo della banda dell'Ortiga, che poi divenne celebre per l'interpretazione di Iannacci, ma fu scritta appunto da Walter Valdi. Velocemente adesso segnaliamo ancora qualcosa che valga la pena di leggere stamani, o perlomeno un argomento di un certo interesse che viene affrontato da due quotidiani sotto due punti di vista diversi. In primo piano sulla Stampa c'è un articolo di Francesca Paci inviata a Budapest sul futuro dell'Unione Europea. Fra il 22 e il 25 maggio le elezioni europee. Come si avvicinano al voto i giovani? Che aspettative ha la gente? Inizia oggi un viaggio compiuto dal quotidiano torinese, dalla Stampa, appunto un viaggio a tappe nelle principali capitali dell'Unione Europea. Da qui si racconteranno i timori e le speranze dei nuovi e dei vecchi europei. Si parte dall'Ungheria e dai giovani ungheresi, dal socialismo goulash alla delusione per l'Europa. Nell'Ungheria tentata dall'est, dove i giovani disertano la politica o votano a destra. Il 36,3% l'affluenza nel 2009. La partecipazione all'ultimo voto europeo non è stata alta, ma stavolta potrebbe essere ancora più bassa. Il 30% dei giovani è radicale. Tra chi ha meno di 24 anni, gli ultranazionalisti del partito Jobbik seducono un elettore su 3. L'Ungheria ha 9.960.000 abitanti, 2 milioni a Budapest di costoro. I pensionati sono 3.200.000, la disoccupazione è al 10,9%, l'inflazione annuale all'1,9%, il prodotto interno lordo pro capite 19.497 euro, il salario medio 500 euro al mese, l'affitto medio a Budapest 250 euro al mese. La crescita demografica leggermente negativa, meno 0,4%. Bruxelles è diventato il capro espiatorio di tutti i nostri problemi. L'ho capito un anno fa all'Opera House di Budapest, quando in una scena del Mefistofele di Boito ho visto una bandiera europea sventolare sulla casa del diavolo, dice Lili Mark, 24 anni, analista del Budapest Institute, che colloquia con l'inviata della Stampa nel cuore della capitale ungherese di Budapest, che, secondo Foreign Policy, a 100 anni dalla Prima Guerra Mondiale, a 25 dalla caduta del muro di Berlino, a 10 dall'ingresso in Europa, guida la marcia verso est dei nostalgici del passato. Così inizia la corrispondenza, o meglio il reportage dall'Ungheria, da Budapest, oggi sulla Stampa, in primo piano a pagina 7 di Francesca Paci. Dove guarda l'Ungheria mentre una parte della vicina Ucraina darebbe la vita per emularne l'emancipazione dall'eredità sovietica? Di certo l'Ungheria non guarda alle elezioni europee del 25 maggio, appuntamento che le persone sentono lontano nel significato più ancora che nel tempo. L'Europa, bella, elegante, buon cibo, dice il 22enne Tamas Kash dietro al bancone del Zangio Artisan Chocolate di Budapest. Il voto non lo interessa. Nel 2004 la partecipazione degli ungheresi fu del 38,5%, nel 2009 era scesa al 36,3% e stavolta le aspettative sono ancora più cupe. Le aspettative di partecipazione al voto per le europee in Ungheria. Dopo 2 disastrose legislature socialiste e riformiste, il paese si è affidato alla svolta promessa dei conservatori di Fidesz, salvo ritrovarsi, dopo aver sforato i parametri di Maastricht, con 500.000 immigrati, disoccupazione al 10%, per inciso è inferiore che non in Italia, l'entusiasmo per la politica a picco e il sogno europeo infranto sulla burocrazia di Bruxelles, a cui i governanti attribuiscono ogni loro fallimento. Così scrive La Stampa. Il voto nazionale del 6 aprile confermerà probabilmente Fidesz, ma sarà una vittoria di Pirro, nel deserto ideologico dove a trionfare sono lo scetticismo e l'ultradestra nazionalista di Jobbik, che tra i minori di 24 anni seduce un elettore su 3. Non è l'Europa ad aver deluso, ma la democrazia. Il premier Orban paragona Bruxelles a Mosca e l'impressione della gente è che votare sia inutile e allora era meglio il comunismo, dicono 3 amici nella Erwin Library, sempre a Budapest. Zsolt Szabo, 23 anni, studia finanza. Il coetaneo Rasko László è ingegnere. Il 28enne Tamás Soproni è economista.
Figli del crollo dell'Unione Sovietica, sono cresciuti viaggiando, guardando i film di Al Pacino, leggendo Orwell, ma dicono di essere tra i pochi a rendersene conto. La libertà è data per scontata, l'Europa non è l'orizzonte dei valori, ma del benessere economico. I giovani non parlano di politica e non si sentono parte di niente. Altro che generazione europea, quelli come noi sono più simili a un liberal spagnolo o americano che al compagno di banco cattolico. Budapest è città cosmopolita, scrive ancora La Stampa. Lavanderie pakistane e takeaway di falafel si intrecciano alle botteghe di design nei vicoli del vecchio quartiere ebraico. 6 anni fa il paese ha svoltato a destra, ora i ragazzi si ricredono un po', ma sono confusi, si definiscono anticapitalisti, eppure tanti progettano la nascita di nuove imprese, dice Attila Nemes, 41 anni, anima del Media Lab Kitchen Budapest. Alle sue spalle, tra computer high-tech e radio anni 30, molti ex borsisti dell'Erasmus Student Network, che ammettono che l'Europa è la chance di fuggire. Solo il 4% degli ungheresi si vede imprenditore, gli altri vogliono un posto fisso qualsiasi. Il nostro era noto come il socialismo goulash, perché se non parlavi di politica vivevi bene. Ma così abbiamo alzato parecchio il livello di cinismo, dice Imre Koric, docente di letteratura alla Eötvös Loránd University, Ateneo del Nord del paese, in quella periferia lontana dalla capitale, dove Bruxelles è un totem ostile. È lì, come nel sud rurale, che il soft power europeo, cioè l'Europa, ha fallito e le famiglie che guadagnano meno di 500 euro al mese preferiscono il miraggio del welfare a quello della libertà identificata con l'Unione Europea, secondo chi scrive l'articolo. Gli ungheresi sono depressi perché speravano che l'Europa li arricchisse. La destra estrema è più attiva e si avvantaggia di questa apatia, dice la scrittrice Noemi, in un ristorante vicino al Museo del Terrore dove si sono alternati carnefici, nazisti e comunisti. Nel romanzo La vampira snob ironizza sul nazionalismo della nonna che si lava i denti in un bicchiere con la mappa della Grande Guerra e slogan nostalgici sull'Ungheria mutilata. Il malcontento cova tra le matricole della facoltà di legge e storia. I miei studenti più politicizzati votano Jobbik, un partito nuovo e vivace online che esprime rabbia popolare per rivoluzioni che qui, come in Ucraina, hanno sostituito un'elite corrotta con un'altra, dice il professor Ben Sheferer dell'Università Karoli Gaspar. I giovani bevitori di birra sono a dir poco adirati con Bruxelles, che da maggio consentirà agli stranieri di comprare la terra ungherese, più fertile e più economica di quella austriaca. Pazienza se, sottolinea il pubblicitario 46enne Attila Dobak, con la retorica della terra il partito Jobbik diffonda il veleno antisemita. Una leggenda, sminuiscono i governativi, una storia, replicano gli anziani. Padre Laszlo Vertegi-Agliai, parroco del Cuore di Gesù e lettore di Orban, giura che, pur snobbando l'Europa, gli ungheresi non se ne andrebbero mai. Nessuno pensa di voltare le spalle a Bruxelles e quanto accaduto in Ucraina servirà forse a correggere qualche eccesso. Il comunismo è morto, le illusioni di emanciparsene sono morte, ma anche la generazione europea, se c'è, non si sente tanto bene. Dov'è la via palla, quella dei ragazzi del libro di Molnar che leggiamo in Italia imparando di essere europei? Qui a Budapest non sono in molti a saperlo. E questo lo chiamano un reportage. Capito come si fa il reportage? Dall'Ungheria, da Budapest, per farci capire quello che vuol farci capire chi ha scritto il reportage o chi gliel'ha commissionato, perché questo non è un reportage. Si può definire tutto tranne un reportage, perché dell'Ungheria sappiamo le 4 fregnacce che sono raccontate in chiave, nel migliore dei casi, propagandistica. Sul Fatto Quotidiano, invece, di oggi, c'è un articolo di Andrea Valdambrini che si occupa di altra questione, sempre relativamente però all'Unione Europea e a Bruxelles, l'assedio di 15.000 lobbisti, la politica schiacciata. Forse non ci sono grandi industrie a Bruxelles, scrive Andrea Valdambrini sul Fatto Quotidiano, ma tra quelle che ci sono, le lobby sono sicuramente le più importanti. Con questa battuta il giornalista Gareth Harding descrive per il Washington Times, quotidiano di una città che di gruppi di interesse che condizionano la politica se ne intende, la pervasività a Bruxelles di uno dei fenomeni più complessi e sfuggenti di tutto il funzionamento dell'Unione Europea, le lobby.
Secondo Corporate Europe Observatory, una ONG che a Bruxelles lavora per contrastare le pressioni delle corporation, il numero dei lobbisti presenti nella capitale europea, a Bruxelles, si può stimare tra i 15 e i 30.000, un vero e proprio esercito in giacca e cravatta, ben organizzato, cresciuto a dismisura negli anni. In origine, la farraginosità del processo decisionale europeo ha certamente permesso l'intervento di soggetti non istituzionali che fanno capo soprattutto agli interessi della grande industria. In seguito, l'espansione delle lobby è stata favorita dal progressivo aumento delle competenze e dei poteri dell'Unione Europea, che all'inizio si occupava quasi solo di politiche energetiche e agricoltura, mentre oggi esprime un potere ben più ampio. Circa l'80% della legislazione dei 28 paesi dell'Unione Europea prende corpo a Bruxelles. Tutti questi elementi rendono oggi la piccola città belga uno dei più grandi catalizzatori di potere lobbistico di tutto il mondo. In sostanza, il secondo polo al mondo per presenza di gruppi di interesse subito dopo Washington. Basterebbe guardare una mappa, scrive Andrea Valdambrini oggi sul Fatto Quotidiano, o basterebbe fare una passeggiata nel cosiddetto quartiere europeo di Bruxelles. Tutti i palazzi del potere si raccolgono in meno di 4 striminziti chilometri quadrati. Il Berlaymont, sede della Commissione, ovvero del governo che per primo scrive le leggi, è di fronte al Palazzo del Consiglio, dove invece i rappresentanti degli Stati membri dell'Unione dicono l'ultima parola. A poche centinaia di metri, ecco l'unico organo elettivo che approva regolamenti e direttive provenienti dalla Commissione, il Parlamento. Tutto intorno ai 3 edifici chiave, in uno spazio ad altissima concentrazione, e gli uffici dove hanno sede i rappresentanti della grande industria e in proporzione minore anche i gruppi di pressione della società civile, le associazioni per i diritti dei cittadini. Sempre il Corporate European Observatory si è divertito a fare la sua guida turistica al quartiere europeo di Bruxelles, sarcasticamente targata Lobby Planet, sul modello della celebre collana di guide Lonely Planet, perché in quel fazzoletto di terra brussellese si trova veramente di tutto: lobby del farmaco, alimentari, chimiche, della metallurgia, dell'automobile e della comunicazione. Nessun settore industriale europeo, nessuna multinazionale sembra perdere l'occasione per marcare fisicamente la propria presenza in un territorio che decide della vita di 500 milioni di cittadini e di consumatori europei. In origine lobby non era neanche una brutta parola, ma è diventata ora un termine che identifica questa pressione degli interessi sulla politica schiacciata, scrive Valdambrini oggi sul Fatto Quotidiano. Con ciò noi ci salutiamo, dovremmo aprire un capitolo su uno degli uomini nuovi della galassia renziana, cioè quell'ex sindaco di Pescara Luciano D'Alfonso che ha stravinto, come ormai è di consuetudine, con percentuali bulgare le primarie del PD con pochissimi elettori, 40.000 votanti in tutto l'Abruzzo, e pertanto diventerà con ogni probabilità il prossimo presidente dell'Abruzzo. La figura di D'Alfonso però merita un approfondimento a parte, perché ci sono una serie di inchieste e di fatti raccontati che ci danno la misura del personaggio. Ne parleremo a parte e intanto però buona prosecuzione d'ascolto, buon pomeriggio a tutti. Oggi siamo nel segno di Walter Valdi e sentiamo per concludere un altro celebre pezzo poi portato al successo anche da altri interpreti, primo fra tutti, se non ricordo male, Nanni Svampa, la Busa Nuova che fa il verso alla bossa nova naturalmente. Buon ascolto e buon pomeriggio da Giulio Cainarca.